Eccoci qua cari amici, la corsa contro il tempo, insomma direi che ho pagato l'ingresso qua per questo mercatino, insomma dopo neanche mezz'ora qua gli amici lo stanno abbandonando, ecco, insomma pazzesco, per cui porto molto velocemente in memoria. Mi hanno già telefonato: Claudio vieni all'ingresso, insomma ragazzi, mi vedo, lasciatemi mettere in memoria almeno il 128 qua, prima serie, eccolo qua, che tra l'altro sarebbe anche in vendita, ci sarebbero anche i suoi documenti, eccolo qua, però insomma la situazione è un po' precaria di questo 128, prima serie comunque, spettacolo. Qua lo dedico un po' tutti agli appassionati di vecchie Fiat dei 128, saluto Max, saluto Antonio La Salerno, Renato Bettini, appassionato dei 128, guardate qua, un po' la corsa contro il tempo, gli amici mi aspettano, insomma siamo in direzione Camion Storici in Piemonte, siamo ancora qua nelle zone del Veronese. Ecco qua, volevo vedere i chilometri, qua ci sono 12.000, boh, avrà fatto sicuramente, conta chilometri, avrà girato diciamo un bel po', e niente ragazzi, ho portato a casa questa traccia di 128, prima serie chiaramente. Adesso vediamo un po' perché sono in controluce, eccola qua. Vi facevo vedere tracce di ruggine, un po' perforante qua, però insomma c'è chi ama fare questo tipo di avventura, ovvero bagno di sangue. Insomma qua c'è questo bellissimo 128, eccolo qua, che ricorda un po' l'auto, ricorda sicuramente l'auto del mio compagno di scuola e di classe, che tra l'altro poi è il mio migliore amico, ci conosciamo da oltre 40 passanni, insomma ricorda un po' la macchina del suo papà, eccolo qua, questa 128 soprattutto nel colore e anche come serie. Eccolo qua ragazzi, caldo cosciente, però il vecchio Marvin porta in memoria tutto, mentre gli amici sono lì all'ingresso che mi aspettano. Qua una Fiat 500 di sfumatura e via andare, dai. Penso che ho fatto qua il mio dovere. Saluto un po' tutti quanti, dai pubblico giovanile come Mattia, Lorenzo, Alessio e Loris e via andare, e tutti gli amici da Antonio di Salerno, ai cultori del canale come Emanuel, come Ulisse, come Roberto Gialdi, tutti quelli affezionati come Lorenzo di Boghera, Diego Corradini, e il pubblico femminile, Alessia, non c'è la targa Roma, il papà, Giovanna e Lucia, e Elio, dai, anche spettacolo. Ciao a tutti, dai, andiamo all'uscita, ciao a tutti. Ma se ti dico di sì, Eccoci qua cari amici, portiamo a casa molto velocemente questa traccia di mercatino qua, grazie al cazzo, piccolo mercatino qua nel Veronese. Siamo in viaggio verso un raduno di camion storici e qua gli amici chiaramente hanno fretta di partire. Guardate qua una macchina da scrivere Olivetti, biciclette, ecco qua, e niente, guardate lì gli amici che stanno per uscire, appunto mi aspettano. Penso che è stato, diciamo, l'entrata da record, nel senso pagato, sono entrato, ho visto il mercatino e insomma già si esce, ecco qua. Penso che non abbiamo neanche battuto la mezz'ora, insomma. Guardate qua i cerchi della Fiat Abarth 131, poi abbiamo questo bellissimo Volkswagen T2, questo bel autocarro, guardate qua, insomma, il cagnolino con la mascherina, c'è, poi abbiamo una moto e niente, insomma, dai. Anche questo è in memoria, ecco. È tuo questo? Sì. Questo non lo vendi? No. Sì. Lo vendi anche questo? Anche sì. Ne ho 5. Ne hai 5? Allora dai, uno in più. Ragazzi vi saluto, spettacolo, ciao a tutti. Andiamo dai camion d'epoca adesso, spettacolo. Alla prossima, viva il Marvin Tour. Ciao a tutti, saluto Alessia, saluto Giovanna, Lucia, Max, Demis, Antonio e tutti quanti, dai. Archiviato tutto, ciao a tutti.